Buon pomeriggio a tutti, siamo Grazie, adesso mi sentite perché abbiamo acceso quello per vedere se riuscivamo a evidenziarci un po' meglio, ma siamo nuovamente qui per una nuova edizione di questa iniziativa molto particolare che si chiama Valorizzazione del capitale umano ed è come avete visto anche nella locandina, la ricerca nel settore umanistico e scienze sociali al servizio del territorio. Ora, l'università, come sapete, l'Università di Udine in particolare, è da sempre molto attenta ai rapporti con il territorio per sua natura, diciamo, nascita e vocazione, però senza per questo rinunciare ovviamente ad affrontare temi di rilevanza più ampia. Le attività che verranno presentate oggi, diciamo, che sono sostenute dal punto di vista finanziario e non solo, insomma, convintamente dalla Regione ormai da qualche anno, rientrano in questa, sono in sintonia, diciamo, con questi obiettivi e quello che è importante, particolarmente importante, che sono aperte a giovani studiosi, o meglio, sono destinate a giovani studiosi. Questi cosiddetti assegni di ricerca, questo finanziamento che sostiene attività in ambiti particolari, ma dedicati a questi giovani studiosi che hanno ovviamente, come sempre, la guida, la tutorship dei docenti, personale della nostra università, ma in questo caso anche la collaborazione, la partnership con enti e istituzioni del territorio, che non si limitano ad essere solo dei soggetti ospitanti, e questo è particolarmente interessante dal punto di vista della anche utilità degli studi che si svolgono, che quindi condividono con questi problematiche e approcci. Quindi, come vedete, sono piuttosto articolati e oggi ascolteremo una sintesi per forza di cose di questi lavori, a cui seguirà una sorta di tavola rotonda coordinata dalla dottoressa Segatti della Regione e in cui alcune di queste problematiche, il modo con cui vengono affrontate e quindi anche l'utilità di approcci di questo tipo, di studi di questo tipo, possono emergere. E quindi per me, io la seguo ormai da qualche anno, non solo da rettore, e trovo encomiabile che ci sia questo tipo di iniziativa e ne approfitto naturalmente per ringraziare la Regione, l'assessore Rosolin che ci crede in questo e continua a sostenere questa attività, non sarà solo per quest'anno, ma è già previsto anche per i prossimi 2 anni, se non ricordo male, e naturalmente tutti gli enti che hanno voluto costruire assieme ai nostri giovani ricercatori, ai nostri colleghi, questo percorso e naturalmente a tutti i colleghi che hanno messo a disposizione la loro professionalità per costruire questo percorso, che vi ricordo ovviamente non sono percorsi solo puntuali, ma si inseriscono all'interno di ambiti di ricerca più ampio e questo ovviamente è un altro, è un altro punto di merito perché in ogni caso il lavoro di queste persone contribuisce a dare un pezzettino, insomma, di una ricerca più ampia, quindi anche loro entrano in un ambito di ricerca, vengono a contatto e praticano approcci che sono tipici della ricerca. Oggi sappiamo che questo non è una questione banale, dato che molto spesso ci si trova a che fare con bandi anche a livello europeo e c'è necessità di costruire un pensiero, un approccio che sia scientifico a molte delle questioni che sono oggetti dei bandi, quindi creare anche una competenza e un approccio scientifico credo che sia un valore aggiunto oltre a naturalmente quella che è l'importanza dei temi che vengono trattati. Da ultimo voglio solo citare che noi abbiamo 8 dipartimenti e in questi
tipo di attività, sono 8 peraltro le attività che vengono presentate oggi, sono coinvolti ben 5 dipartimenti, che sta a determinare, anche con un certo grado di interdisciplinarietà, anche una interconnessione fra studiosi di diversa e quindi tematiche trasversali, ma studiosi di diversa competenza e provenienza. Quindi io ringrazio veramente tutti per aver reso possibile questo evento, che è conclusivo naturalmente del lavoro svolto dagli assegnisti, e mi auguro che possa essere interessante non solo l'ascolto, ma anche ciò che a questo seguirà. Quindi adesso lascio la parola alla dottoressa Segatti, prego. Buongiorno a tutti. Nel programma era previsto l'intervento dell'assessore regionale al lavoro, formazione, università, ricerca, dottoressa Alessia Rosolén. Purtroppo oggi ha avuto un impegno all'ultimo momento in sostituzione del Presidente, quindi è impegnata in una missione all'estero. Ha lasciato però un contributo scritto, che io ho un breve contributo scritto che ho il piacere di leggervi. L'incontro di oggi, che si pone in continuità con le attività delle annualità precedenti, positivamente definite con l'Università di Udine, rappresenta il momento conclusivo dell'esperienza maturata a seguito delle attività finanziate con il contributo erogato dall'amministrazione regionale per il sostegno ad iniziative di valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca accademico regionale, con vocazione ai settori scientifico, disciplinari, umanistici e delle scienze sociali, che per l'anno 2019 aveva stanziato un importo di 400.000 euro da suddividere in misura uguale tra le 2 università regionali. Il finanziamento regionale è stato, come ha detto il Rettore, è stato confermato anche per le annualità 2021, per le quali le attività di entrambe le università sono in corso, e anche per il 22 sono stati stanziati complessivamente 400.000 euro da suddividere tra le 2 università regionali. Il contributo mira al sostegno delle attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle università, nei centri di ricerca e nelle imprese, concorrendo alla valorizzazione e internazionalizzazione del sistema della ricerca accademico regionale, nonché alla sua integrazione con il mondo artistico, museale, culturale e socioproduttivo, operando coerentemente con le linee strategiche regionali in materia. E i temi trattati nell'ambito degli 8 assegni di ricerca presentati, i responsabili scientifici e lo spessore degli enti e delle aziende ospitanti rispecchiano la profonda eterogeneità e le peculiarità che caratterizzano la nostra regione. L'amministrazione regionale ha tra i suoi obiettivi anche quelli di favorire il rafforzamento del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a livello internazionale, favorire le relazioni tra il sistema universitario della ricerca e l'ambito artistico, museale e culturale per finalità economiche, produttive e sociali, e contribuire all'inserimento occupazionale dei destinatari, inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi formativi in progetti di valore scientifico. In particolare, il rafforzamento del sistema scientifico regionale è in grado di fornirci importanti strumenti di analisi della società e di trasmettere conoscenza a più livelli, divenendo così un patrimonio che è anche culturale per una lettura più complessiva di sistema del mondo in cui viviamo, fornendoci elementi utili per delineare azioni e interventi mirati. Tutte le discipline scientifiche si compenetrano inevitabilmente per definire il contesto all'interno del quale ci muoviamo, sia con riguardo all'ambito scientifico che in riferimento a quello sociale umanistico, e della fusione dell'apporto che tutte le discipline forniscono a costituire un valore aggiunto per la nostra società e per la scienza in senso lato. Con migliori auguri di buon lavoro, Alessia Rosolén. Quindi ringrazio per il contributo. Bene, adesso faccio io il maestro di cerimonia, non so, e credo di passerei la parola alla professoressa Elisabetta Scarton, se ci sente, ci vede, non può essere qui con noi oggi, che è delegata del Rettore al Public Engagement, e ci presenterà l'iniziativa di oggi. Prego.
Buongiorno a tutti, io ringrazio i presenti, mi scuso di non essere con voi, ma un forte raffreddore credo mi faccia sì che non mi vogliate troppo intorno. Non voglio sottrarre troppo tempo ai ragazzi e alla presentazione di questi lavori, di questi ricercatori, di queste ricercatrici che sono il motivo fondamentale e bello per il quale siamo qui oggi. Le cose che mi preme sottolineare sono due, una l'ha già detta il magnifico rettore ed è l'importanza della sinergia che da sempre lega questa università al territorio che l'ha voluta e la capacità in questo momento e che questi 8 progetti dimostrano di fare rete fra l'accademia e le imprese e il territorio appunto. L'altra cosa per la quale mi voglio francamente congratulare è l'impegno di questi ragazzi nell'aver messo in piedi un progetto competitivo e soprattutto nell'averlo saputo portare a termine in un anno pessimo, nel quale è stata messa sicuramente a dura prova la loro, direi anche psicologia, quella di tutti noi da un punto di vista umano, ma anche e fortemente la capacità di fare ricerca, perché non dobbiamo dimenticarlo, archivi e biblioteche sono stati chiusi per lungo tempo, parzialmente o totalmente. Questo ha inficiato molto spesso la ricerca, lo vedo personalmente, lo vedo con i miei allievi, ha costretto tante volte a riconvertire certe ricerche in corso, quindi una lode doppia va a lavori portati a termine in questo momento, direi, e in questo periodo. Quindi da questo punto di vista valoro di più il mio plauso, l'invito a continuare, a seguire la loro curiosità che evidentemente li ha portati fino a qui ed è il motore di questi lavori e anche a fare quello che stiamo facendo oggi, a continuare a farlo, cioè a seminare, a disseminare fra noi questa loro esperienza e i risultati di questa loro esperienza perché è importante, speriamo che cadano e che altri semi tornino a germogliare. Io mi fermo e davvero vorrei dare la parola subito ai ragazzi, se credo sia questo il mio compito, ovvero se mi sentite abbastanza riesco a farlo. E quindi chiamerei subito a presentare la sua ricerca al dottor Gabriele Giacomini. È una ricerca dal titolo Dall'habeas corpus moderno all'habeas mentem contemporaneo, il possibile ruolo del legislatore regionale per la promozione dei diritti digitali. Il responsabile scientifico è il professor Andrea Zannini del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. La struttura che ha ospitato questo giovane ricercatore, l'Istituto XE, con sede a Trieste, il tutor è stato il dottor Alex Buriani. A lei la parola, dottor Giacomini. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il magnifico rettore e la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'importante opportunità e ovviamente il professor Andrea Zannini e il dottor Buriani per l'importante sostegno. Il centro della mia ricerca sta il concetto dell'habeas corpus, che è nato in epoca medievale, si è affermato durante la modernità. L'habeas corpus, letteralmente abilto corpo, salvaguarda la libertà individuale di ognuno di noi contro l'azione arbitraria del potere, quella fisica, pensiamo alla prigionia indefinita oppure pensiamo alla tortura. Nell'epoca contemporanea, però, soprattutto al tempo della rivoluzione digitale, il potere non è soltanto fisico, non è soprattutto fisico, ma anche mentale, nel senso che riguarda la gestione di parole, simboli, immagini, video, dati, notizie. Non si manifesta soltanto con la violenza bruta, ma anche gestendo e modulando informazioni e comunicazioni. È necessario quindi un habeas mentem, abilatuamente, ovvero un sistema di diritti aggiornato, capace di proteggere la libertà di ognuno di noi nel gestire gli elementi cognitivi veicolati dalle tecnologie e dai media digitali. I cittadini, soprattutto i cittadini della regione, auspicano un aggiornamento di questo tipo? Per rispondere a questa domanda abbiamo svolto una survey con l'Istituto XE di Trieste. Siamo partiti ovviamente da una rassegna della letteratura per mappare le questioni più rilevanti. Abbiamo realizzato un questionario composto da 52 quesiti. La survey è stata somministrata a 600 soggetti, un campione rappresentativo della popolazione, attraverso un sistema di rilevazione sia telefonico sia attraverso computer. Poi sono stati elaborati i risultati con 45 grafici e tabelle riassuntive. Infine sono stati identificati alcuni indirizzi strategici per la regione Friuli-Venezia Giulia.
Il risultato più rilevante è che i cittadini sembrano orientarsi verso la fine della nel mondo digitale, che è stato quello che ha caratterizzato il periodo a cavallo fra i due millenni. Oggi i cittadini utilizzano molto internet, molte volte al giorno, e soprattutto utilizzano singole piattaforme, pensiamo ad esempio a Google o Facebook. Al tempo stesso però chiedono una limitazione del potere digitale, chiedono un intervento, azioni da parte delle istituzioni. Molti, la larga maggioranza, vorrebbe limitare ancora di più l'utilizzo dei dati personali da parte delle aziende e anche dei governi. Ritiene che le posizioni dominanti delle big tech dovrebbero essere evitate, quindi dovrebbe essere potenziato l'antitrust, le GAFAM dovrebbero pagare le tasse, soprattutto in Italia, e soprattutto vediamo il 94% dei cittadini ritiene le fake news dovrebbero essere censurate o segnalate. A queste possibili azioni sono strettamente connessi ovviamente dei diritti digitali. Logicamente si pensa il primo diritto, diciamo così, per eccellenza, è il diritto all'accesso, nel senso che logicamente entro su internet, poi posso godere di altri appunto, diritti come quello all'oblio, eccetera, eccetera. Invece in questa tabella l'ordine non è quello logico, ma è quello dell'importanza percepita dai cittadini. E vediamo che al primo punto i cittadini, cioè il numero maggiore, diciamo così, di cittadini ritiene che tutti dovrebbero avere il diritto di chiedere, se lo desiderano, di rimuovere le proprie informazioni su internet. Insomma, è il cosiddetto diritto all'oblio. Oggi i cittadini vogliono soprattutto poter uscire, se vogliono. E poi il diritto all'alfabetizzazione digitale, quindi vogliono essere in grado di navigare su internet in maniera autonoma e consapevole. E poi abbiamo la trasparenza algoritmica. Al quarto posto, comunque, larga maggioranza dei cittadini sostiene il diritto all'accesso a internet. Poi quello all'identità digitale e infine il diritto un po' più controverso che è quello all'anonimato, comunque sostenuto dal 74,7% dei cittadini. In conclusione, quali potrebbero essere degli indirizzi strategici per la regione Friuli-Venezia Giulia, che è un ente territoriale particolarmente vicino ovviamente alle esigenze dei cittadini? Cose che i cittadini chiederebbero alla regione coerentemente con quanto sostenuto. Innanzitutto è importante garantire un alto standard di privacy, soprattutto su dati come quelli della sanità, che fra l'altro è competenza appunto regionale, e la tutela del diritto all'oblio, delle informazioni pubblicate dalla regione ma anche dagli enti locali, pensiamo alla sezione amministrazione trasparente. E poi appunto importantissima la promozione dell'alfabetizzazione digitale, contro appunto per gestire fake news, per gestire la profilazione, la personalizzazione dei contenuti, l'importanza di progetti formativi delle scuole della regione per i giovani, per i ragazzi, ma in ottica lifelong learning, ovviamente eventi divulgativi e pubblici. Poi ovviamente la promozione dell'accesso a internet, che rimane comunque importante anche perché le tecnologie cambiano continuamente, quindi ci sono sempre nuove forme di divario digitale. Pensiamo la regione è già molto impegnata su questo, pensiamo al progetto Hermes che potrebbe essere esteso in collaborazione con INSIEL, al piano FVG Wi-Fi ed infine l'aumento dei servizi pubblici offerti attraverso l'identità digitale pubblica, qualcosa che durante la pandemia abbiamo sentito l'importanza. L'Italia garantisce il sistema SPID che abilita questa possibilità, che però non è sufficiente perché in realtà poi l'effettiva disponibilità di servizi dipende dai processi interni all'ente che li garantisce. E poi la digitalizzazione delle pratiche negli enti locali. Pensiamo ad esempio alla grandissima quantità di pratiche che possono essere efficientate in uffici come ad esempio quelli dell'edilizia privata. Insomma, la Regione è un'istituzione tradizionalmente vicina ai cittadini, fa già molto, e speriamo che con questi dati a disposizione possa orientare ancora meglio il sostegno alla costituzione di un habeas mentem, ovvero di un sistema di diritti e di azioni capaci di proteggere i cittadini, soprattutto quelli più fragili, nel nuovo mondo digitale. Con questo ho concluso e vi ringrazio.
Grazie a lei, dottor Giacomini, per questa ricerca assolutamente interessante e con un'applicazione veramente concreta. Ecco. Io, come mi è stato dato da disposizione, non perdo ora tempo in fare ulteriori domande, ma do subito la parola al secondo ricercatore, che è il dottor Edoardo Colombaro, con una ricerca dal titolo "Per la storia del friulano medievale, le varietà occidentali di Lada Laghe e il Tergestino nei secoli XIII-XV". Il responsabile scientifico è il professor Vittorio Formentin del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. La struttura che ha ospitato il ricercatore è la Società Filologica Friulana e la tutor è stata la dottoressa Katia Bertoni. Buon pomeriggio a tutti. In primo luogo desidero salutare e ringraziare il magnifico rettore, la Regione, il professor Vittorio Formentini, il professor Federico Vicario, la Società Filologica Friulana in generale, le chiarissime professoresse, chiarissimi professori, gentilissime dottoresse e gentilissimi dottori qui convenuti. Il mio assegno di ricerca è incentrato sulle attestazioni del friulano antico, in particolare sulle varietà occidentali e sull'antica parlata di Trieste, cioè il Tergestino. I documenti che sono stati indagati sono riconducibili al XIII-XV secolo, si collocano in questo arco cronologico. In particolar modo l'indagine, l'assegno di ricerca si è posto 3 obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello di individuare, di documentare le attestazioni delle parlate che ho appena citato e attraverso soprattutto la documentazione usuale. In secondo luogo, digitalizzare queste attestazioni al fine di renderle fruibili alle future generazioni di studiosi e in terza e ultima istanza valutare ed esaminare quanto è stato possibile rinvenire nel corso dello scavo archivistico. La ricerca si è però scontrata con alcune difficoltà, già in realtà individuate da Rizzolatti, da Vicario e anche da Pellegrini. In particolar modo la fragilità dei supporti e dei documenti indagati, non solo in termini cronologici, ma mi riferisco anche a congiunture come guerre e avversità climatiche, eccetera, eccetera, ma anche mi riferisco in particolar modo, tra gli altri problemi, le altre difficoltà, alla dispersione del materiale archivistico disseminato tra le province di Udine, Pordenone e Trieste. In ultima istanza anche la rarità di queste attestazioni, nonché il fatto che spesso si tratta di attestazioni tarde e offuscate quindi da un'altra parlata, il tosco-veneto. Nonostante queste premesse poco rassicuranti, è stato possibile comunque muovere dei piccoli passi avanti. Uno di questi, ho solo modo di citare i principali, uno di questi è stato il rinvenimento di un quaderno databile tra il 1371 e il 1384. Si tratta del quaderno di Sant'Antonio a Bincarnario, custodito presso la Biblioteca Civica di Pordenone. Al di fuori dell'intelaiatura latina del testo notiamo infatti alcune note volgari. Queste note in volgare lasciano trasparire la filigrana, se così possiamo dire, di alcuni dell'antica parlata di Pordenone. Tra questi elementi cito i più importanti: plurali sigmatici e soprattutto i ditonghi seriori. In conclusione, per quanto riguarda la parte più orientale della documentazione, mi riferisco quindi all'ambito di Trieste, purtroppo i riscontri sono stati di gran lunga inferiori. Ciò nonostante, un secondo controllo delle carte del Banco dei Malefici ha reso possibile, in primo luogo, correggere il dettato dell'Ascoli e dei suoi cimeli tergestini. In secondo luogo, ha permesso di implementare ulteriormente il corpus delle attestazioni tergestine, segnando così un piccolo passo avanti, un ulteriore passo avanti negli studi di quell'area. Concludo, ringrazio dell'attenzione e auguro una buona giornata.
Grazie anche a lei, dottor Colombaro, e complimenti per questa ricerca che immagino sia appunto stata difficile visto le chiusure di archivi e biblioteche, anche solo quello. Darei la parola alla dottoressa Giulia Sattolo, che mi pare di aver capito però che è online, il cui titolo della ricerca è Con la speranza che si finisca presto e rimpatriare, per un Atlante della profuganza friulana in Italia, percorsi, memorie e solidarietà di ieri e oggi. Il responsabile scientifico è il professor Mauro Pascolini del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. La struttura che ha ospitato la candidata, la dottoressa e la società di mutuo soccorso istruzione di Cividale del Friuli e il tutor è stato il dottor Renato Danelone. A lei la parola, dottoressa. Buongiorno a tutti e un particolare ringraziamento al magnifico rettore e alla Regione FVG che ha permesso la realizzazione di tale assegno di ricerca. E un particolare ringraziamento anche alla Presidente della società ospitante, alla dottoressa Cristina Novelli, l'ente ospitante appunto è la SOMSI, al mio referente scientifico, il professor Mauro Pascolini, appunto anche al mio tutor, al signor Renato Danelone. Dunque, il mio assegno di ricerca si è preposto come obiettivi la mappatura geografica e storica dei luoghi e dei fatti della profuganza del territorio di Cividale del Friuli e una ricerca, una consultazione di fonti e di materiale archivistico inedito e soprattutto la valorizzazione che ha avuto la SOMSI durante l'anno di occupazione della profuganza per poter poi fare anche una ricostruzione dei profughi attraverso la lettura della corrispondenza fra i profughi stessi e fra i civili che rimasero nelle località di origine. Infine, appunto, una costruzione di una memoria della profuganza e soprattutto una rappresentazione grafica e cartografica del fenomeno che è stato indagato. Il contesto della ricerca è stato quello del periodo della profuganza durante l'anno dell'occupazione, avvenuta tra il 24 di ottobre 1917 e il 4 novembre 1918 a Cividale del Friuli, ma in tutto il Friuli, e anche le figure che furono di riferimento in tale periodo storico. Il ruolo che ebbe la SOMSI durante tale periodo, soprattutto durante la profuganza, e l'azione mutualistica di assistenza verso tutti i soci, nonché la gestione e soprattutto l'organizzazione della profuganza friulana. E la nascita, poiché nacquero appunto questi comitati di assistenza per i profughi, ma anche la creazione del bollettino dei profughi di guerra. Ci si è avvalsi della letteratura di riferimento a livello locale e nazionale durante tale ricerca, ma soprattutto della consultazione di materiale archivistico inedito. In particolare, appunto, sono stati consultati in primis l'archivio storico della Società Operaia di Mutuo Soccorso e di Istruzione di Cividale del Friuli, nella serie 4 Atti amministrativi e la serie 7 Attività societaria. L'Archivio ecclesiastico di Cividale del Friuli del capitolo collegiato di Santa Maria Assunta, la serie del decano Monsignor Liva, guerra 1915-1918 e infine il fondo Lake presso la Biblioteca Civica di Cividale del Friuli, corrispondenza professionale e corrispondenza familiare. Nello specifico c'è stata un'analisi del rapporto epistolare della presidenza SOMSI nella figura del signor Ettore Zannuttini, con i suoi soci che furono esuli, lui stesso fu esule, e del Monsignor Valentino Oliva, che ebbe un carteggio molto particolare soprattutto con i cittadini cividalesi e anche con qualche socio della SOMSI. C'è stata un'analisi comparata dei luoghi e della vita dei soci quando erano profughi, una progettazione e una implementazione di un database georiferito dei profughi, fra i quali dati anagrafici, luogo di partenza e di arrivo, anche i luoghi di lavoro, e un'analisi qualitativa e quantitativa di tutti i dati che sono stati raccolti. Tale ricerca, pertanto, ha portato alla costruzione di un corpus documentale inedito. In primis una rubrica con un elenco di tutti gli esuli, le lettere, le cartoline, le richieste di sussidio, le risposte di assistenza a tali richieste e soprattutto una puntuale individuazione anagrafica e di residenza di origine degli esuli. Sono stati trovati ben 510 nominativi, di cui 468 sono unità profughe e 42 sono militari.
C'è stata una ricostruzione dei nuclei familiari dispersi, una geolocalizzazione puntuale della destinazione dei profughi, ovviamente città, la via, il numero civico, ma addirittura il nome della palazzina, la scala, anche i dettagli proprio di certe piccole vie. Poi c'è stato come risultato anche aver trovato il contesto ambientale e sociale di atteggiamento verso i profughi nelle località maggiori e minori di accoglienza, perché non vennero solo accolti nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli, e ovviamente una proposta di rappresentazione grafica e cartografica di tutti i dati che sono stati raccolti. Questo è un esempio, proprio un focus della distribuzione dei profughi per località di destinazione. È stato attribuito a ogni località di origine dei profughi un colore e, come potete vedere a fianco, c'è un dettaglio di alcune località di destinazione. Questo è un esempio invece della distribuzione dei profughi per provincia di destinazione e questo è un esempio invece di geolocalizzazione. Questo proprio un piccolissimo esempio del materiale d'archivio che è stato ritrovato e analizzato, una tipica cartolina che veniva scritta in questo caso siamo nell'archivio della SOMSI, quindi i soci della SOMSI esuli scrivevano le cartoline. La seconda foto è la rubrica proprio indirizzario contenente tutti i soci profughi con tanto di indirizzo dettagliato e la terza foto è una lettera che un socio scrive al presidente della SOMS, Ettore Zannuttini. Le conclusioni, praticamente la profuganza, che è un argomento della Grande Guerra che da alcuni anni adesso è approfondito, presenta ancora molti aspetti da analizzare nel suo dettaglio. Molte infatti sono le fonti archivistiche ancora da individuare e consultare, in particolare quelle familiari. Nel mio caso è stata trovata ancora una minima parte di nominativi degli esuli e quindi la ricerca deve ancora farsi sistematica in maggior modo. E soprattutto sono molti anche gli aspetti di vita sociale da poter approfondire, fra i quali sicuramente la condizione degli esuli, lo stile di vita, l'accoglienza, il lavoro che trovarono nelle località in cui andarono a risiedere, lo stato di salute e soprattutto un capitolo poco noto ma molto significativo, ma importante da analizzare, è il ritorno a casa dei profughi stessi. Pertanto in futuro sarebbe importante cercare con accurati studi non solo di compiere la ricostruzione storica e geografica della profuganza, ma anche di conservare la memoria di questo evento molto tragico per ridare soprattutto ancora di più la giusta dignità a queste persone. Io ho concluso il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto. Grazie anche a lei, dottoressa Sattolo, per questa ricerca direi di estrema attualità in una qualche misura. Vediamo se si potrà riapplicarla gravemente a quel che sta succedendo. Darei subito la parola a un'altra ricercatrice, la dottoressa Beata Jezierska, anch'essa online, linguaggio settoriale enologico, raccolta, analisi e traduzione dei testi enologici degli operatori del territorio del Friuli Venezia Giulia, riuniti attraverso la collaborazione con Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Il responsabile è il professore Emiliano Ranocchi del Dipartimento di Lingue e Letterature. La struttura che l'ha ospitata è Promoturismo del Friuli Venezia Giulia e la tutor è stata la dottoressa Maila Pellizzari. Anche a lei la parola, dottoressa. Magnifico rettore, gentili professori, signore e signori, buonasera. Mi dispiace di non essere presente in aula oggi, ma da poco mi sono trasferita di ritorno in Polonia con la mia famiglia e così sono qua, non abito più a Udine, ma meno male c'è uno strumento come Teams, così ci possiamo incontrare almeno in questo modo. Oggi, cogliendo l'occasione, vorrei ringraziare soprattutto il professor Ranocchi di avermi offerto l'opportunità di svolgere questo lavoro nel progetto e un grazie speciale va anche all'ufficio Promoturismo, oggi in aula rappresentato dalla dottoressa Diana Candusso. Ora passiamo agli slide.
Ripetiamo l'argomento del progetto: linguaggio settoriale enologico, raccolta, analisi e traduzione di testi enologici degli operatori del territorio del Friuli Venezia Giulia, raccolti in collaborazione con Promoturismo. All'inizio, giusto per segnalare, faccio un riferimento in 2 parole alla base teorica della nostra ricerca. Sono 2 gli assi attorno ai quali costruiamo lo sfondo teorico, cioè sociolinguistico e traduttologico. Non abbiamo tempo per i dettagli, ma sicuramente per quello che si occupa della linguistica, della filologia, queste parole chiave rimangono chiare. La configurazione linguistica che ci interessa è questa. Partiamo in questo caso dalla lingua italiana, traduciamo verso la lingua polacca. Il materiale linguistico di cui ci serviamo sono dei testi di carattere informativo e promozionale legati al vino e al cibo locali e al contesto culturale e geografico della regione Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro, sono dei contenuti ampi e ricchi del sito creato e sviluppato dall'Ufficio Promoturismo nell'ambito del progetto Strada del Vino e dei Sapori. Sono dei materiali disponibili anche nella versione cartacea da ricevere anche nell'Infopon in piazza Primo Maggio. Ora vediamo qualche esempio pratico dei testi analizzati. Questi sono alcuni esempi, giusto per avere idea di che cosa stiamo parlando. Qua abbiamo una citazione contenente il termine tecnico ponca. Invece c'è il famoso frico in questa citazione. Poi il piccolit. Un altro termine tecnico, nome proprio in questo caso, legato alla produzione del vino Silvos. Se un traduttore, anche bravo, che conosce bene l'italiano, ma non è mai stato in Friuli Venezia Giulia e non è esperto in materia, vede queste parole, purtroppo non sa che cos'è e come procedere nella traduzione. Così ha bisogno di tanto tempo per scoprire i significati di questo lessico. E così noi, per facilitare il lavoro di un potenziale traduttore, abbiamo creato un dizionario tematico italiano-polacco del vocabolario enogastronomico. Questo è il sito da noi preparato dove ognuno può consultare il nostro dizionario o anche scaricarlo nella versione PDF. E così si presenta una voce del dizionario. Prima abbiamo l'intestazione in grassetto, poi l'indicazione della categoria grammaticale in corsivo e poi seguiamo con la definizione nella lingua polacca, che è esplicazione del termine, e poi ci sono gli esempi d'uso insieme alla traduzione verso la lingua polacca. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il nostro sito. E poi ancora una parola che dico da straniera, grazie a questo progetto il Friuli rimarrà sempre nel mio cuore. E questo è un altro, come dire, un'altra faccia del tempo che ho trascorso in Italia. Grazie mille. Grazie a lei, dottoressa Jezierska, per questa sua bella ricerca e anche per le sue parole che ci lusingano. Passerei al prossimo assegnista, la dottoressa Rubina Romanello, profili finanziari dell'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Il responsabile scientifico è il professor Iosanco Floriani del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. La struttura ospitante è la Friulia Società per Azioni e il tutor è stato il dottor Andrea Bertozzi.
Buon pomeriggio a tutti, mi unisco ai ringraziamenti dei colleghi e cerco di andare dritta al punto e di sfruttare i miei 5 minuti. Allora, l'assegno di ricerca, appunto, il titolo è I profili finanziari dell'internazionalizzazione delle imprese nel Friuli Venezia Giulia, è stato sviluppato sotto la supervisione del professor Iosanco Floreani e in collaborazione con Friulia, che ringrazio per la preziosa collaborazione per l'ospitalità. Dunque, il research design è un po' più ampio, noi ci concentreremo su una parte di questa ricerca. La ricerca si è articolata in 3 fasi. La prima fase è stata una review sistematica della letteratura, una seconda fase che invece si è espressa in una analisi quantitativa di un panel di imprese partecipate da Friulia e infine un'analisi qualitativa che io e il mio supervisore abbiamo svolto in modo indipendente, selezionando indipendentemente da Friulia le partecipate da intervistare, che si è appunto articolata nella raccolta di una serie di interviste qualitative con i referenti di Friulia e anche con imprenditori e manager delle imprese partecipate da Friulia stessa. L'obiettivo della ricerca era appunto quella di individuare le caratteristiche ma anche i vantaggi e gli svantaggi legati agli interventi che Friulia appunto realizza all'interno delle sue partecipate. Abbiamo selezionato un campione di imprese che fossero varie per settore, per tipologia di prodotto e anche per tipologia di intervento ricevuta. Noi ci concentreremo sui risultati di questa parte della ricerca, andando a vedere chi è Friulia nelle menti delle partecipate e anche che cosa vorrebbero queste imprese da Friulia e dalla regione. Per quanto riguarda chi è Friulia, è emerso chiaramente che nelle menti delle partecipate Friulia è un partner a tempo, perché appunto già al momento dell'ingresso Friulia stabilisce un periodo di uscita, un tempo predeterminato di uscita, e questo rende l'intervento di Friulia più accettabile per gli imprenditori che effettivamente cedono la ownership, ma solo per un periodo determinato. Friulia è un socio strategico e competente, ci tengo a sottolineare che questa è stata una ricerca indipendente, perché nonostante Friulia ci abbia ospitati, noi siamo andati assolutamente in modo indipendente all'interno delle imprese. È un socio strategico e competente che ha una visione di lungo periodo, anche se in contrasto magari ad altre tipologie di finanziamento che possono essere venture capitalist o fondi di private equity, che invece hanno degli orientamenti più legati ai KPI. Ed è un socio a lungo periodo proprio perché, con una visione di lungo periodo, proprio perché ha un forte legame con il territorio e ha un obiettivo che è quello di favorire la crescita delle imprese sul territorio e la managerializzazione delle imprese, quindi stimolare un passaggio a una gestione più manageriale rispetto alla gestione padronale o puramente familiare. I benefici sono stati riscontrati a diverso livello, andrò molto veloce per questioni di tempo. Abbiamo individuato dei benefici a livello imprenditoriale, innanzitutto a livello psicologico, per esempio, perché l'imprenditore non si trova più solo a decidere, a prendere le sue decisioni, ma può confrontarsi con un partner strategico e competente. A livello reputazionale, all'interno del sistema creditizio e bancario, ma anche sul mercato nazionale, ma anche sui mercati internazionali, perché Friulia può avere un ruolo di certificazione, essendo una partecipazione pubblica anche sui mercati internazionali. Abbiamo riscontrato dei benefici a livello organizzativo in termini di aumento della trasparenza gestionale, data per esempio dalla due diligence, ma anche per esempio in termini di trasferimento di competenze, di best practices a livello di accountability o appunto di competenze strategico-organizzative. E poi benefici a livello strategico, perché appunto si parla di supporto al decision making in un'ottica di crescita e di sviluppo dell'impresa, e infine dei benefici ovviamente in termini di performance, perché questo tipo di processi portano a dei miglioramenti in termini di KPI, quindi di redditività ma anche di crescita dei volumi. In conclusione, dopo questa serie di risultati che sono molto stringati, quindi rimango a disposizione per eventuali delucidazioni in un'altra sede, che cosa vorrebbero da Friulia e dalla regione Friuli Venezia Giulia? Le partecipate vedono in Friulia un punto di riferimento per le PMI,
un punto di riferimento sia nel confronto attivo con la regione, con gli enti territoriali, sia vorrebbero una maggiore partecipazione o un maggior ruolo di coordinamento di Friulia nei rapporti tra imprese e università. Perché? Perché le imprese dicono che l'innovazione e la ricerca applicata sono alla base del vantaggio competitivo di domani. Quindi ovviamente è in questo che qui entriamo un po' in gioco tutti quanti. Ecco. Quindi mi sembra il posto giusto dove richiamare l'attenzione su questo. Per concludere, chiedono anche un sistema regionale in cui le funzioni degli attori istituzionali siano ben definite, siano anche chiaramente distribuite e siano rese note alle imprese, cioè sia chiaro all'impresa a chi rivolgersi per avere un determinato tipo di supporto. Ecco. Friulia si inserisce nel supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese. Concludo con questa citazione di un imprenditore che a mio avviso è anche un visionario, in un modo positivo. Friulia dovrebbe diventare il braccio armato allo sviluppo produttivo dell'assessorato alle attività produttive e allo sviluppo, perché conosce i fabbisogni e le strategie delle imprese in Friuli Venezia Giulia e ha le competenze per capire come veicolare le risorse. Il braccio armato, lo lascio interpretare a voi, io ho riferito, quindi ambasciatore. Ecco, abbiamo presentato i lavori a Madrid, lo presenteremo a Zurigo, no, a Winterthur, a Milano, quindi insomma ci sono un po' di presentazioni in atto, alcuni lavori sono in progress e andiamo avanti così, insomma. Grazie mille per l'attenzione e lascio la parola alla collega. Grazie anche a lei, dottoressa Romanello, per questa bella presentazione e auguri se si potrà continuare ad indagare questa cosa. Mi congratulo anche perché siete tutti rispettosissimi dei tempi. Do la parola alla dottoressa Giulia Roder verso un modello di regolazione incentivante per i servizi idrici e ambientali. Il responsabile è il professor Antonio Massarutto del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Struttura che ha ospitato la ricerca è stato la CAFC, appunto Società per Azioni, e il tutor il dottor Ernesto Minatel. Grazie dottoressa. Grazie mille, anch'io mi accodo sicuramente ai ringraziamenti dei miei colleghi, in particolar modo vorrei ringraziare l'ingegnere Ernesto Minatel che oggi non è potuto essere qui, lui è il mio tutor dell'ente ospitante di CAFC. Vorrei subito iniziare anch'io con la mia presentazione dicendovi che conosciamo tutti le conseguenze che il cambiamento climatico in atto ci sta portando, non solo a livello ambientale, quindi nell'ecosistema ambiente, ma anche nella nostra vita urbana e nella salute pubblica. Meno si sa invece delle conseguenze che ha questo cambiamento climatico in tutta la catena idropotabile. Quali sono le cause? Sicuramente sono eventi di allagamento, inondazioni, ma anche eventi siccitosi che ci portano ad avere potenziali restrizioni o turnazioni della nostra acqua e del nostro servizio idrico. Possiamo avere anche delle ordinanze di non potabilità, per esempio a causa di inquinanti che entrano nella nostra rete idrica, oppure il cambiamento climatico ci sta portando anche a un'insalubrità potenziale delle nostre acque superficiali, sia chimica che biologica, ma sta mettendo anche in fragilità la nostra rete acquedottistica, che già oggi vede circa il 40% di perdite di media a livello nazionale. Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto delle linee guida chiamati piani di sicurezza dell'acqua o in inglese Water Safety Plans, proprio per guidare i gestori idrici, guidare anche le nazioni nel loro ruolo di prioritizzare e investire su delle azioni per proteggere la risorsa idrica dovuta proprio a queste minacce del cambiamento climatico. Perché risulta ancora difficile attuarli in pratica? Nonostante l'Italia, attraverso il decreto ministeriale del 14 giugno del 2017, ovviamente seguendo la linea europea, diciamo che sta riscontrando delle difficoltà in quanto queste azioni richiedono dei grandissimi investimenti da parte dei gestori, ma forse anche degli investimenti dei singoli utenti che potrebbero vedere dei rincari in bolletta della loro tariffa idrica. Per questo motivo di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di priorità, di definire delle priorità di azione ed è proprio per questo che abbiamo coinvolto 1000 residenti in Italia e gli abbiamo sottoposto un questionario.
Ovviamente questi 1000 residenti li abbiamo profilati, nel senso che il campione è rappresentativo di tutta la nostra nazione per età, sesso, titolo di studio e anche posizione geografica e professione, e gli abbiamo chiesto innanzitutto la loro percezione della qualità del servizio idrico attuale, le loro preoccupazioni nel futuro, quali sono i loro comportamenti e le loro abitudini rispetto proprio alla risorsa idrica generale, ma anche gli abbiamo sottoposto un esperimento di scelta. Che cos'è? Gli abbiamo chiesto quale dei seguenti contratti, che vedete, poteva essere quello che per loro poteva avere una più grande priorità a fronte di un pagamento, un incremento in bolletta. Cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a chiedere quale di tutti questi attributi che leggiamo, quindi una continuità del servizio idrico, una qualità dell'ecosistema e della sostenibilità, piuttosto che aumentare la resilienza ad eventi climatici estremi, o una protezione da inquinanti che possono essere attuali o potenziali, quindi non protetti ancora dalla legge perché sconosciuti, quali potesse essere appunto la loro priorità e disponibilità a pagare. Ovviamente abbiamo anche proposto l'opzione nessuno di questi contratti, perché ovviamente nel mercato noi siamo anche chiamati a non accettare qualsiasi tipo di proposta o di bene che ci viene dato. Che cosa abbiamo visto? Non spaventatevi, abbiamo fatto delle statistiche, abbiamo utilizzato un modello a classi latenti. Vi voglio elencare quali sono i principali risultati della nostra ricerca. Abbiamo visto innanzitutto che c'è un discontento, quindi i gruppi, soprattutto della classe 1 e 4 che vedete evidenziati, non sono contenti della qualità e della continuità del servizio idrico, ed è per questo che non sono contenti di futuri disservizi, ed è per questo che non sono disposti a pagare, bensì sono disposti ad accettare un compenso per questo disservizio che può essere nel futuro. Il secondo gruppo invece è molto più proattivo, ha una disponibilità a pagare positiva e dove si concentra? Non si concentra sul servizio idrico domestico, quindi della propria utenza, poiché è ripone moltissima fiducia nel gestore, bensì vuole aumentare la resilienza da eventi estremi, abbiamo detto che possono essere allagamenti o eventi siccitosi, quindi aumentare la resilienza della comunità, quindi non del singolo, e anche aumentare la qualità ambientale sotto il profilo ecologico, quindi dove noi andiamo a captare l'acqua per poi poterla bere e usufruire nella nostra casa. L'ultimo gruppo invece non ha preferenze di nessun tipo, nonostante vediate degli asterischi, poiché la quota risulta positiva. Vuol dire che qualsiasi incremento di qualità del servizio che richiede sarà sempre solo legato all'attributo economico. Quindi diciamo che la parte monetaria risulta quella sempre vincente che guida qualsiasi tipo di scelte e di direzione. Voglio concludere dicendo che un approccio di questo tipo, quindi un approccio partecipato, è risultato vincente in tantissimi contesti nazionali e internazionali, soprattutto relazionati a progetti di salute pubblica. Questo perché? Perché quando l'individuo è coinvolto in un progetto, vuol dire che è consapevole, diventa responsabile, diventa anche proattivo e anche dal punto di vista economico è disposto a partecipare non solo al suo benessere, ma al benessere della collettività. E ovviamente questo cosa porta? A progetti di questo tipo per aumentare la salute pubblica vincenti e sostenibili nel lungo periodo. Vi ringrazio. Grazie anche a lei, dottoressa, per questa ricerca di grande attualità e speriamo applicabilità. Passiamo al penultimo, il dottor Francesco Emanuele Grisostolo. Buongiorno. Buongiorno. Le regioni oltre i confini, cooperazione transfrontaliera e politica macroregionale nella prospettiva dell'integrazione europea. Il responsabile scientifico è la professoressa Laura Montanari del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La struttura che ha ospitato la sua ricerca è stato l'Istituto di Studi Giuridici Regionali e il tutor il dottor Paolo Polacco. A lei la parola. Molte grazie. Eccoci. Magnifico rettore, illustre dirigente. Mi sembra che la parola chiave da cui avete cominciato a presentare il nostro incontro sia stata collaborazione. Nel mio caso, collaborazione con l'ISGRE, Istituto di Studi Giuridici Regionali, che dal 1972 studia l'autonomia regionale,
collaborazione con altri progetti, perché come ha detto bene, mi permetto di dire il magnifico rettore, ogni assegno si inserisce in un'attività di ricerca dell'Ateneo che è già in essere, e mi viene in mente in particolare il progetto Jean Monnet We the People of United Europe sull'identità europea, coordinato sempre dalla professoressa Montanari, ma in questo caso la collaborazione è l'oggetto della ricerca, in quanto noi individuiamo, da studiosi dell'autonomia regionale, la capacità di collaborare con altri enti, specialmente se appartenenti ad altri paesi, come una delle principali e più interessanti declinazioni dell'autonomia, nella misura in cui la regione difende e porta avanti gli interessi della comunità regionale proprio anche verso l'esterno. E questo è strategico per una regione che ha una così grande quantità di propri confini coincidenti con i confini nazionali. La cooperazione ha tante dimensioni: cooperazione transfrontaliera quando ci troviamo di fronte a enti a cavallo del confine, cooperazione transnazionale quando sono coinvolti più paesi. In particolare noi ci siamo concentrati su alcuni aspetti di questo, che è un tema ampissimo, un tema che ha storia, perché già nel 1980 veniva sottoscritta la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera, ma ci siamo concentrati su quelle che noi riteniamo essere le esperienze di punta. La prima sono i GECT, i gruppi europei di cooperazione territoriale. Perché di punta? Perché nel GECT la cooperazione transfrontaliera cessa di essere un mero livello occasionale mediante accordi e diventa istituzionale, perché il GECT è dotato di personalità giuridica. Dalla immagine che ho tratto, vedete che ormai per essere uno strumento introdotto nel 2006 e l'evoluzione delle istituzioni è sempre più lenta, no? È notevole che ce ne siano già quasi 80, vediamo che quasi tutti i confini sul continente vedono esperienze di questo tipo. Il Friuli Venezia Giulia conta 2 GECT, il GECT Euregio e il GECT Go, che coinvolge Gorizia, Nuova Gorizia e alcuni comuni limitrofi, con profili interessanti anche sul piano dell'università, della ricerca, pensando per esempio che l'Euregio Tirolo finanzia e sostenta veri e propri corsi di laurea. Per quanto riguarda il GECT, che cosa abbiamo cercato di fare noi? Qual è il nostro apporto? Il nostro apporto è stato studiare questa proposta della Commissione europea per il meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi. Qual è il problema? Il problema è che il GECT è uno strumento fantastico per certi versi, perché soggettivizza da una piattaforma istituzionale alla collaborazione, ma non supera il problema della difformità regolatoria. Cioè il GECT, quando porta avanti politiche concrete, deve confrontarsi, deve in qualche modo subire il fatto di affrontare più normative, la normativa italiana, la normativa slovena ad esempio. E la Commissione europea ha proposto questo meccanismo, che è tuttora in discussione al Parlamento europeo, per creare degli ambiti di omogeneità, dare a degli organi dell'uno e dell'altro paese la possibilità di derogare alla legislazione nazionale solo con riferimento all'area trasfrontaliera, per creare un'area di omogeneità. E noi abbiamo studiato la fattibilità da un punto di vista giuridico di questo progetto, i pro e i contro, i profili anche grigi di complessità, perché come sempre quando ci sono i giuristi c'è qualche complessità. Il secondo profilo che abbiamo studiato sono le politiche macro-regionali. Qua ci muoviamo in una prospettiva più, diciamo, di ampio respiro. Come vedete, anche qui la nostra regione è al centro della questione, perché la nostra regione appartiene a ben 2 strategie macro-regionali dell'Unione. La strategia macroregionale alpina, EUSALP, e la strategia macroregionale adriatico-ionica. Il momento in cui si è svolta la ricerca è stato particolarmente felice, perché queste macrostrategie sono collegate ai fondi europei, che vengono riprogrammati ogni 7 anni, e noi siamo caduti proprio alla fine del 2020, quando entrava in funzione il nuovo quadro finanziario pluriennale e in combinato anche con il Next Generation, di cui tutti sappiamo bene. Allora abbiamo cercato di fare un primo inquadramento e soprattutto anche ha trovato sbocco in un ciclo di seminari a cui ha partecipato anche la Regione, hanno partecipato altre università, ha partecipato ad esempio anche l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, con riferimento ai paesi dell'area balcanica, perché noi abbiamo un focus di grande attenzione sui paesi dell'area balcanica che partecipano a queste iniziative, che sono tutte anche uno strumento, prima ho indicato che fa parte anche l'Ucraina, anche uno strumento per dialogare con i paesi terzi, con i paesi candidati, con i paesi potenziali candidati, uno strumento per avvicinare le loro amministrazioni alla nostra cultura istituzionale. Ultima dimensione, concludo,
della cooperazione non tocca in prima battuta le istituzioni, ma tocca la società civile, le istituzioni culturali, anche la università nella sua attenzione alle peculiarità linguistiche della nostra regione che la proiettano verso l'esterno per certi versi con le minoranze linguistiche che sono anche transfrontaliere in alcuni casi, e quindi questo progetto si è inserito all'interno anche del progetto Jean Monnet di cui ho parlato prima, With the People of United Europe sull'identità europea. Abbiamo messo in luce come la società civile in prima battuta abbia delle interessanti istituzioni di apertura, diciamo di respiro europeo, di respiro di dialogo con le istituzioni, con la cultura dei paesi vicini, e quindi un ruolo della regione in questo caso di supporto e promozione. E abbiamo messo tutti attorno a un tavolo, abbiamo fatto questa tavola rotonda e ha partecipato anche il professor Vicario, che vedo tra l'altro in quanto rappresentante della Società Filologica Friulana, che ha trovato sbocco in questo volume che attualmente è in corso di stampa e che naturalmente di cui faremo omaggio alla regione. Io ringrazio l'Università e la Regione Friuli Venezia Giulia di cuore per l'opportunità e tutti voi per l'attenzione. Grazie anche a lei, dottor Grisostolo, e meno male che nel suo caso la congiuntura del 2020 evidentemente è risultata positiva da un ben altro punto di vista. Non do la parola all'ultimo candidato, che è il dottor Michael Milocco Borlini, che non può essere con noi perché è impegnato come docente, mi pare di aver capito, presso l'Università di Cardiff. Mi pare che abbiamo però un piccolo suo comunicato, e a presentare in parte la sua ricerca e i suoi lavori mi pare di aver capito che sia la professoressa, la collega Cristina Conti. La ricerca, il progetto intitolava Abitare inclusivo, la progettazione tecnologica per l'autonomia delle persone disabili negli ambienti di residenza. Il responsabile scientifico appunto è la professoressa Cristina Conti del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e di Architettura. Ha ospitato questa ricerca la Tabula Architetti Associati e il tutor è stato la dottoressa Enrica Gaiatto. Rendiamo informale poi i saluti del dottor Milocco, che nel frattempo ha vinto un posto a tempo indeterminato all'estero, l'abbiamo perso, però ha fatto 2 anni di assegni di ricerca con la regione, abbiamo investito bene perché è stata una bella esperienza, speriamo ritorni prima o poi. Si scusa la scelta del video perché a lezione ovviamente è nella periodo di conferma, quindi mi ha chiesto di non essere interrotto. La ricerca è nell'ambito dell'accessibilità ambientale e progettazione inclusiva, abbattimento barriere architettoniche, un ambito in cui la regione si sta impegnando molto, che ci vede coinvolti con più ricerche con la direzione infrastrutture, proprio perché la regione Friuli Venezia Giulia ha accolto le direttive di una convenzione europea sui diritti delle persone disabili con una legge sull'accessibilità ambientale che è esemplificativa, abbastanza unica nel panorama italiano, e ha chiesto la collaborazione dell'Ateneo Udinese insieme proprio allo studio anche della Global Project e degli altri centri regionali per l'attuazione di questa legge. Buongiorno, oggi parleremo della ricerca dal titolo Abitare inclusivo, la progettazione tecnologica per l'autonomia delle persone disabili negli ambienti di residenza, dove l'ente ospitante è lo studio di architettura Global Project, architettura inclusiva a Pordenone, la cui referente è Erika Gaiatto, l'architetto Erika Gaiatto, e referente scientifico la professoressa Cristina Conti. La ricerca è stata sviluppata a partire dalle definizioni relative all'accessibilità ambientale, all'inclusione sociale e alla progettazione universale, detta anche Universal Design. Pertanto si è approfondito il quadro tecnico e normativo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, in vigore dal 2008, che in Italia prende il nome di legge numero 18 del 3 marzo 2009. Allo stesso tempo si sono prese in considerazione l'Agenda 2030, nello specifico l'articolo 11, le linee guida PEBA, Piano Eliminazioni Barriere Architettoniche, Friuli Venezia Giulia del 2018 e la norma UNI N 17161 del 2019, il cui titolo recita Progettazione per tutti e requisiti di accessibilità per prodotti, beni e servizi, secondo l'approccio Design for All.
Quindi il macro obiettivo della ricerca è di creare una città a misura di persona, permettendo il vivere autonomo e indipendente dei suoi abitanti, aumentando il più possibile la raggiungibilità dei servizi essenziali e degli spazi esterni ed interni destinati alla vita quotidiana, sociale ed economica. Quindi, a seguito di una prima indagine bibliografica di buone pratiche nazionali e internazionali, è stata definita una linea di ricerca che ha alla base la lettura delle criticità dell'abitare, sia all'esterno che all'interno, e successivamente si è focalizzato sugli aspetti percettivi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza, la salubrità e il benessere del cittadino, tenendo ovviamente in considerazione gli aspetti di equità, di autonomia e di autodeterminazione. La prima fase della ricerca ha visto uno scambio anche con il gruppo di lavoro della Regione, del Comune di Udine, una condivisione e partecipazione attiva con il tutor aziendale Global Project, dove il focus era, per quanto riguarda le persone, i fruitori dello spazio urbano, l'orientamento, la mobilità e il riconoscimento delle criticità, per l'appunto. Ci sono stati degli incontri presso il Comune di Pradamano e tutti questi aspetti critici sono stati messi maggiormente a fuoco, approfonditi, grazie anche alle precedenti conoscenze teoriche acquisite l'anno scorso. Possiamo dire che si è proceduto verso la sistematizzazione dei paradigmi della progettazione inclusiva, la definizione degli aspetti di autonomia e di orientamento, per superare le criticità in ambito urbano, e considerando anche l'ambito edilizio aperto al pubblico con estensioni appunto alle azioni del residenziale domestico privato. Sono stati identificati gli elementi ricorrenti e le varianti, la definizione delle attività, delle proposte per azioni, quindi orientare, raggiungere, comunicare, la definizione delle criticità appunto ricorrenti con attenzione agli ambienti che sono noti e non noti, familiari e non familiari. Quindi si sono definiti così dei requisiti minimi per l'usabilità in sicurezza. I focus hanno definito le esigenze e le prestazioni ambientali per azioni e ausili e possibili soluzioni. Si è pertanto predisposto uno specifico glossario per la partecipazione, la condivisione e la validazione. Si è raggiunto l'obiettivo della ricerca, che era mirato a comprendere il quadro internazionale di riferimento e dell'accessibilità ambientale, identificando quindi gli elementi fondamentali per un approfondimento applicato all'abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e anche senso-percettive. Quindi un approccio sistemico, questo, che ha dato al progetto dell'accessibilità un'applicazione attenta, rigorosa, metodologica, che segue la metodologia esigenziale prestazionale. Quindi a seguito di questa prima e seconda fase c'è l'ultima fase, che è quella della conclusione dell'assegno, che è durata circa 2 mesi, dove si sono definite le competenze mirate dell'accessibilità, con un indirizzo applicato per l'appunto alla progettazione di luoghi pubblici o privati. Si è messa a punto la metodologia dell'approccio al progetto, che trova sede e corpo nella definizione delle azioni possibili su itinerari e ambiti urbani pubblici o privati, quindi declinando i principi della progettazione universale e partendo dalla definizione di un quadro esigenziale per gli utenti, quindi i profili. Si sono definiti i requisiti attraverso le esigenze e prestazioni di continuità, sicurezza, coerenza, ostacolo e riconoscibilità. Per quanto riguarda il possibile futuro, si auspica a una diffusione dei risultati. Alcuni sono già stati diffusi durante quest'ultimo anno, ma per attivare una maggiore sensibilizzazione, considerando che lo spettro della ricerca nel quale ci inseriamo è molto ampio. Però un risultato possibile è stato possibile grazie alla continua partecipazione con gli enti regionali, nazionali e con le associazioni locali e soprattutto con i portatori di interesse. Io vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'Università di Udine, il rettore, la professoressa Conti, il professor Tubaro e ringrazio anche lo studio di architettura Global Project. Arrivederci. Mi sembra che sia stata una bella carrellata, come al solito, con stimoli, molti stimoli, anche se ovviamente ridotti a una sintesi di un lavoro ben più ampio. Adesso io chiederei a dottoressa Segatti, se vuole. Sì, non so se magari... forse la professoressa
Scarton vuole Ovviamente vuoi introdurre. aggiungere? Prego, no, io lascio a voi. Sono tutte relazioni e lavori assolutamente interessanti e sarebbe anche bello che molti di loro potessero continuare ancora, in sostanza, anche ad ascoltarli, ma anche a continuare queste ricerche. Mi sembrano assolutamente interessanti. Io in questo momento lascio la parola a lei, dottoressa Segatti, che è presente in sede, forse per lei è più facile gestire perché per me da casa vi vedo a pezzi e bocconi, come si suol dire, quindi diventa più difficile, ma intervengo volentieri perché qualche domanda ce l'ho anch'io. Io ho ascoltato con entusiasmo gli interventi dei ricercatori, veramente apprezzando la qualità insomma, dei contenuti della ricerca, ma anche proprio la qualità dei ricercatori e l'entusiasmo che hanno trasmesso. E questa terza parte è una parte dedicata a un confronto, quindi un confronto tra la regione che rappresento l'università, e vorrei richiamare i docenti che sono stati coinvolti, il professor Zannini, il professor Pascolini, il professore Ranocchi, il professor Floreani, il professor Massaruto, la professoressa Montanari e la professoressa Conti, che in parte penso siano tutti presenti. E diciamo in questa parte quindi ci sarà un confronto tra la regione, l'università e anche i rappresentanti degli enti, delle istituzioni e delle aziende che hanno ospitato i ricercatori. Quindi richiamo insomma brevemente i rappresentanti degli enti ospitanti: Alex Buriani, direttore scientifico dell'ICSE, Maria Cristina Novelli, presidente del SOMSI di Cividale del Friuli, Diana Candusso, responsabile enogastronomia di Promoturismo, Federico Vicario, responsabile e presidente della Società Filologica Friulana, Alessandra Ramani, vice direttore della Direzione Finanziaria e Controllo di Friulia, Leopoldo Cohen in rappresentanza di ISGRE e Erika Gaiatto e Francesco Casola di Global Project. Quindi questi sono i referenti, in parte saranno presenti, in parte meno. Allora il mio compito, e poi ovviamente anche insieme alla professoressa Scarton e penso anche al magnifico rettore, che per domande e provocazioni è maestro, io volevo sottolineare due aspetti insomma, che emergono e che caratterizzano tutti questi studi, queste ricerche, che sono variegate nei contenuti, negli ambiti, insomma, nelle aree tematiche che affrontano, ma ovviamente sono tutti diciamo attività di ricerca, quindi un'attività di ricerca che è finalizzata a produrre conoscenza, ma anche diciamo ha delle ricadute immediate sia a livello economico, a livello sociale, a livello culturale e anche a livello direi della pubblica amministrazione, quindi dei servizi pubblici che sono stati diciamo affrontati, con output che sono di diverso tipo, quindi abbiamo delle produzioni anche diciamo della ricerca dei documenti inediti fino alla produzione di paper, quindi diciamo di elaborati scritti, attività di carattere seminariale, documenti che vengono messi a disposizione per la divulgazione al pubblico, tra cui appunto anche dei siti internet. Quindi diciamo il primo tema che forse vogliamo toccare è il tema delle ricadute, no? Che è un tema sempre un po' della ricerca, ma la ricerca che ricadute produce. L'altra parola chiave che è stata prima citata dall'intervento di uno dei ricercatori, quello della cooperazione, è proprio il tema della collaborazione, una collaborazione che in questo caso abbiamo che si è creata in una dimensione individuale, quindi del ricercatore all'interno dell'ente, dell'istituzione, ma anche una collaborazione che possiamo considerarla a un livello diciamo più alto, che è la collaborazione tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, il sistema sociale, cioè la collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni. Quindi io partirei, come dire, da questi due
macro argomenti che sono onnicomprensivi, cioè quindi possono toccare veramente tutti i progetti di ricerca che sono stati presentati, per fornire alcune domande e stimolo. Poi ovviamente penso che diciamo in maniera volontaria ciascuno vorrà contribuire a questo dibattito, che spero insomma alla fine ci lasci delle riflessioni, degli spunti per migliorare diciamo questo strumento a cui noi vogliamo come Regione dare continuità anche nei prossimi anni. Quindi partirei proprio dalla collaborazione. Io chiederei appunto agli enti ospitanti quali sono i benefici insomma, che hanno ricevuto dalla collaborazione con l'Ateneo, in particolare con i ricercatori. Una collaborazione che io guarderei sotto il profilo dell'innovazione, quindi ha prodotto dell'innovazione a livello diciamo di processi interni, a livello organizzativo, ha prodotto anche dei benefici in termini di risorse umane che sono presenti all'interno dell'organizzazione, quindi creando un impatto sulla crescita personale, professionale, cioè la crescita anche del personale che lavora all'interno dell'organizzazione. O comunque, se non ho toccato diciamo il vero beneficio, in generale insomma qual è l'aspetto positivo che le istituzioni hanno potuto insomma trarre da questa collaborazione con i ricercatori e quindi con l'istituzione che rappresentano. Non so se il magnifico rettore vuole... Sì. Tanto sì, non sono assolutamente d'accordo, e anche per noi è importante, al di là dei rapporti che sono stabiliti con gli enti, cercare anche di cogliere queste opportunità che ci vengono, ovviamente che concordate con la Regione, che ripeto non ha solo una funzione di sostegno finanziario, ma anche di stimolo alla collaborazione, quanto queste siano efficaci. Io credo che non solo è importante il discorso della collaborazione, qualcuno ricordava anche che anche gli utenti, i destinatari di alcune ricerche hanno chiesto, no, che ci fosse la possibilità di capire di un veicolo che avvicinasse per esempio l'università, la ricerca a quello che è poi l'utilizzo di determinate facilities o commodities. E quello che è importante poi è che questo, tante volte si parla di ricerca applicata, intendendo, che so io, le scienze dure di base, eccetera, e poi la loro applicazione con il famoso trasferimento tecnologico. Credo che oggi sia stato dimostrato chiaramente che la ricerca è applicabile, viene applicata anche e soprattutto in ambiti che sono umanistici e sociali, quindi questo che credo che siano anche, come dire, ormai diciamo quasi sofismi o in ogni caso delle definizioni semantiche. E quindi è importante cercare di capire quanto questa collaborazione anche per noi possa generare anche stimoli per ulteriori attività di ricerca in ambiti che vengono fuori proprio grazie a questo tipo di interazione e su questi temi. Quindi non so se qualcuno vuole rompere il ghiaccio o insomma, anche con qualche forse domanda e anche chiarimento a determinate attività. Sono quasi tutti in sala i relatori, quindi eventualmente si può approfittare anche di loro, in senso buono. C'è qualcuno che vuole intervenire? Professor Vicario. Bene, buongiorno a tutti. Visto che diciamo, cioè, qualcuno deve parlare per primo, ho detto insomma, cerco di rompere il ghiaccio. No, niente, naturalmente da parte mia e anche da parte della nostra Società Filologica Friulana e il ringraziamento diciamo, cioè, dell'occasione di rinforzare quella che è una collaborazione che da sempre naturalmente lega la nostra istituzione con l'università. In modo particolare in questo percorso dell'assegno di ricerca del dottor Colombaro abbiamo visto
proprio il focus, diciamo, cioè l'attenzione specifica sull'elemento identitario della nostra regione, che parte quindi dalla radice e dalla tradizione linguistica. Ecco, questo io trovo che sia elemento centrale, naturalmente, che ci vede, diciamo, cioè che ci vede lavorare insieme, non soltanto in questa dimensione, diciamo, filologica letteraria, no? Ma anche in quella che è la valorizzazione delle comunità linguistiche regionali. Ne abbiamo sentito parlare anche da altri interventi, ecco, e anche, diciamo, quella che è l'attenzione verso la promozione e la valorizzazione dell'identità culturale della nostra regione, che è oggetto specifico anche del grande progetto Cantiere Friuli. Qui c'è l'amico Mauro Pascolini, che naturalmente potrebbe dire molto su questa prospettiva. Quindi io non posso che, diciamo, cioè lodare l'iniziativa dell'università, l'iniziativa della regione, di questo collegamento sempre più stretto con le nostre istituzioni, e devo dire anche dei risultati positivi immediati che ha avuto questo impegno, perché il dottor Colombaro già ha dato prova partecipando a nostre manifestazioni, come il recente convegno su Jacopo Pierona, no? Quindi che è il padre della lessicografia friulana, ma anche per esempio partecipando alla prossima rassegna regionale della settimana della cultura friulana, che appunto riunisce moltissimi ricercatori, moltissimi colleghi dell'università. Ecco, quindi io trovo in questo collegamento, in questa possibilità di tradurre, no? Anche in iniziative, attività concrete e pubblicazioni, naturalmente, perché anche questi lavori saranno appunto valorizzati e saranno pubblicati. Ecco, quindi io spero che l'iniziativa possa avere una sua continuità, e naturalmente c'è la massima disponibilità del nostro ente per proseguire questo percorso. Grazie. Magari Prego. si dice Grazie. il nome e Presentate, cognome prego. perché non la vedono. Sì. Sono Erika Gaiatto, sono stato il tutor del dottor Milocco. Il punto di vista che voglio portarvi è quello di un'esperienza assolutamente positiva. Noi siamo uno studio di architettura piccolo nella provincia di Pordenone. È stata la prima volta che abbiamo avuto la piacevole possibilità di confrontarci con un lavoro diretto con l'università, e le ricadute, comincio da queste, tantissime e tutte assolutamente positive. La prima ovviamente per il contatto umano, perché al di là di quella che può essere poi l'approccio soggettivo di ciascuno di noi, col dottor Milocco c'è stato un feeling immediato, e quindi questo ha reso tutta la fase di lavoro assolutamente snella e piacevole, nonostante purtroppo si sia ritrovata inquadrata nel periodo poco felice appunto della pandemia, che ci ha costretti anche a lavorare in modo molto complesso, riuscendo però a trovare in questo anche delle opportunità di dialogo e di confronto. Quindi è stata comunque una sfida su più fronti. La cosa interessante del lavoro che abbiamo svolto insieme è che abbiamo parlato di architettura mettendo al centro le persone, che è una cosa che purtroppo si tende a dimenticare, sapendo che l'architettura è di per sé multidisciplinare, unisce tecnica, unisce però anche ciò che rende la vita di ciascuno di noi migliore nelle piccole azioni quotidiane, perché il nostro mestiere è quello di disegnare l'ambiente in cui viviamo in tutti i giorni. E quindi l'approccio all'architettura attraverso la lente di ingrandimento dell'inclusione permette di approcciare in modo completamente innovativo, per quanto siano temi invece che dovrebbero essere radicati nel modo di costruire. E proprio grazie alla capacità di prendere il tempo e di riflettere che l'ambito universitario ci ha regalato, è stato possibile vedere in modo nuovo o in modo diverso tutta una serie di aspetti del nostro lavoro che purtroppo sommersi dalla velocità, dalla fretta, da quelle che sono le contingenze anche della burocrazia e dei tempi che talvolta i nostri clienti, che sono anche pubbliche amministrazioni, ci impongono. E da qui la prima ricaduta, quella cioè di aver portato a maturare un metodo di lavoro che unisca quelli che sono i linguaggi della professione applicata a quelli che sono i linguaggi della ricerca. E la seconda ricaduta è che tutto questo patrimonio che abbiamo costruito insieme è stato, per vie traverse o per fortunate coincidenze, immediatamente restituito alla Regione, perché siamo passati da un lavoro con appunto l'università e il dottor Milocco
a questo filo rosso che ci ha unito attraverso la redazione delle linee guida proprio per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi per la redazione dei PEBA, fino a tutto il lavoro che ancora adesso con la direzione infrastrutture della Regione si sta compiendo per trovare un metodo di lavoro uniforme all'interno di tutto il territorio regionale, per far sì che tutti quanti i comuni possano mappare, registrare e quindi risolvere le barriere architettoniche e le criticità ambientali in modo coordinato e uniforme. E anche in questo lavoro appunto vede affondare le sue radici in quello che è stata l'esperienza anche col dottor Milocco. E ultima nota come ricaduta positiva è quella della formazione, che fa capire come ci sia bisogno di radicare questo collegamento tra il mondo della formazione, dell'università e della ricerca e il mondo che noi viviamo direttamente, quello cioè della libera professione che applica poi costruendo, dando forma al territorio. Perché solo attraverso la comunicazione, l'arricchimento e la crescita della consapevolezza che nasce nel mondo della ricerca è possibile arricchire anche il nostro mondo della professione, che vi confesso purtroppo troppo spesso soffre di questa mancanza di visione molto più allargata e di più ampio respiro. Quindi grazie mille, è stata veramente un'esperienza fenomenale. Grazie. Posso fare una domanda? Sempre alla dottoressa Gaiotti. Allora, questa ricerca era molto focalizzata sul tema del design for all, che è un tema interessantissimo perché è un tema di inclusione sociale, no? Soprattutto, ma prima di questa collaborazione con il ricercatore, cioè all'interno dello studio, era affrontato o è stato, come dire, quello che ha detto prima, cioè noi lavoravamo, però abbiamo visto un approccio nuovo del nostro lavoro. È stato una serie di fortunate coincidenze che ha portato il mio piccolo studio fin dall'inizio a capire qual era il valore aggiunto di una progettazione per tutti. E quindi in realtà è un approccio metodologico, diciamo così, che è connaturato al nostro modo di essere architetti e che si sposa perfettamente con quelle che sono le visioni che la professoressa Conti nei suoi corsi porta avanti e quindi con questa scintilla che instilla nei suoi studenti. E quindi abbiamo trovato questa felice combinazione arricchita anche poi dalla collaborazione con il CRIBA, che è l'ufficio regionale di riferimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che ha sede proprio qui a Udine presso l'ospedale Gervasutta e che svolge un ruolo di consulenza e di informazione e di formazione proprio in termini nei temi che riguardano ad ampio raggio il mondo della disabilità. Ma il valore aggiunto di questo approccio è che c'è un processo culturale molto forte che viene sotteso, quello cioè che il benessere ambientale non è legato a soddisfare necessità espresse dalle persone con disabilità, punta a rendere migliore la vivibilità degli spazi urbani costruiti per chiunque. E quindi il focus della ricerca, che si è visto anche attraverso il filmato che ha proiettato prima il dottor Milocco, era proprio trasmettere come, guardando il mondo attraverso gli occhi delle persone con disabilità, che quindi vivono l'ambiente dovendo affrontare delle difficoltà piccole o grandi, tutti noi scopriamo che queste difficoltà possono essere nostre, possono appartenerci o appartenere ai nostri cari in una qualsiasi parte della nostra vita. Quando siamo bambini viviamo lo spazio in un modo diverso rispetto a quando siamo anziani o quando abbiamo anche una disabilità temporanea. E quindi uno dei fiori all'occhiello di questa ricerca è stato proprio dare questa ampiezza di vedute culturali, che ripeto è veramente trasversale, perché poi l'esempio faceva vedere una sedia a ruote, però questo approccio di cui parlavo passa dalla sedia a ruote alla disabilità cognitiva, all'autismo, ai problemi di visione, quindi appunto cecità piuttosto che ipovisione e così via. Quindi diciamo che abbiamo trovato una felice congiuntura, mettiamola così. Quindi ricordo la domanda, insomma, quali sono i benefici, in che termini che l'ente ospitante ha ricevuto dalla collaborazione, però anche possiamo anche dire anche gli aspetti negativi che ci sono. Siamo partiti dal presupposto. A celebrarci naturalmente, ma questo continua anche questo progetto perché ha senso anche cercare sempre di migliorarlo. Devo dire che poi negli anni sono aumentate cioè i motivi di interazione, quindi e anche le tematiche si sono evolute, così come il metodo di lavoro, l'interazione, formazione è importante, però è chiaro che insomma c'è sempre spazio per migliorarsi. Forse la professoressa Scartoni ha chiesto la parola.
Grazie, scusatemi. Allora, mi associo ai ringraziamenti che avete fatto voi e vorrei ringraziare anche la dottoressa Raffaella Mediot, che credo sia presente e che immagino che abbia seguito tutte le pratiche, e quindi anche a lei va il nostro ringraziamento, a dire il vero. E quanto ha detto l'architetto Gaiatto mi coglie profondamente, mi coglie nel vivo, insomma, in quello che sento anch'io, effettivamente l'importanza qualche volta di guardare un po' più al di là, anche un po' di più al di là appunto del nostro piccolo spazio, che di solito ci risulta difficile. Non è sempre che siamo portati ad avere una mente così elastica e cogliere le aziende o le altre persone intorno con cui fare ricerca. Nel mondo nostro di ricercatori molto spesso stiamo chiusi a un lavoro tanto solitario e individuale. Mi viene quindi da chiedere, ed era una mia domanda rivolta al pubblico, che era molto legata proprio a questo aspetto, quali siano invece, appunto, da questo punto di vista, quali sia l'impatto sulla crescita professionale dei dipendenti, o come nel caso appunto dello studio di architettura, e ha reso benissimo l'idea l'architetto, la presenza dei nostri assegnisti, dei nostri ricercatori all'interno di queste imprese. Ecco, come le imprese vivano e cosa percepiscano, quanto ne sentano, ne traggano vantaggio. Ecco, appunto, questa era la mia domanda in fondo. Bene, grazie. Beh, penso che possiamo passarla e sentire i prossimi interventi e vediamo cosa ne esce. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono Diana Candusso, rappresento oggi Promoturismo Friuli Venezia Giulia, nello specifico il settore della promozione enogastronomica, e quindi un primo ringraziamento va sicuramente alla dottoressa Jezierska, che ci ha permesso di avere in mano un documento che per noi è molto utile per far conoscere quello che è il nostro patrimonio enogastronomico in una nazione che proprio negli ultimi 2 anni è stata identificata proprio anche dai consorzi di tutela e dalla stessa direzione una delle nazioni dell'Est Europa che comunque sono in forte crescita. Quindi ci siamo già confrontati con la dottoressa, che sarà nostro compito portarla con noi nei nostri eventi all'estero, anche se chiaramente per una serie di contesto odierno la Polonia per quest'anno purtroppo non riusciremo ad andarci, quindi dovremo optare per altre nazioni. Sicuramente la ricaduta è stata di avere uno strumento in mano utile per affrontare quel mercato, che è un mercato che rappresenta un mercato molto importante sia dal punto di vista turistico, perché ci sono numerose presenze da parte della Polonia, ma anche dal punto di vista del consumo di prodotti enogastronomici del Friuli Venezia Giulia sulla Polonia. Chiaramente per noi, quando parliamo di enogastronomia, non si parla semplicemente di mangiare e di bere, per noi è anche trasmettere la cultura e la tradizione di un nostro territorio. Quindi quando abbiamo visto la parola frico raccontata dalla dottoressa, pensare che in qualche modo attraverso la spiegazione e la traduzione di quel termine si possa raccontare anche quello che è il nostro Friuli, quella che è stata la sua evoluzione anche in termini enogastronomici, rappresenta comunque un passaggio molto importante. Quindi sicuramente è un metodo che magari su altri mercati si potrebbe anche ripetere, su altri mercati anche di nostro interesse, sia per la promozione turistica che per quella enogastronomica. Buonasera a tutti, Alessandra Ramani, vice direttore Finanza e Controllo di Friulia SPA. Ringrazio prima di tutto sia l'Università di Udine sia la Regione, e approfitto per portare a tutti i saluti della dottoressa Federica Seganti, Presidente di Friulia, che non ha potuto essere presente oggi. Ringrazio anche sia il professor Floriani che soprattutto la dottoressa Romanello, che sono stati ospiti presso la nostra società, presso Friulia, per un periodo che purtroppo è stato anche reso difficoltoso insomma, dalle note vicende, e quindi ha un po' costretto i ricercatori a lavorare, a confrontarsi a distanza, sia all'interno della nostra struttura, sia soprattutto con le aziende che, come prima ben rappresentato la dottoressa Romanello, sono certamente state il fulcro della ricerca che è stata effettuata. Devo dire che nei suoi oltre 50 anni di storia Friuli ha avuto già altre volte la possibilità di avere la collaborazione delle università della nostra regione. Questa volta certamente il lavoro è stato molto denso, molto pregnante.
L'obiettivo che si poneva il lavoro era certamente molto ambizioso, ma ha dato certamente dei risultati che forse devo dire hanno anche sorpreso Friulia stessa per quella che è stata proprio la significatività, però nella sua semplicità di rappresentazione di quello che effettivamente Friulia cerca di fare e spera di riuscire a farlo in maniera efficace ed efficiente per il territorio. Abbiamo avuto da questa ricerca certamente delle risposte importanti e se vogliamo dire, ritornando alla domanda che ha posto anche prima la professoressa, ovvero i benefici che ci sono stati per la struttura di Friuli e quindi eventuali vantaggi nel portare avanti il lavoro, ecco sì, certamente ci sono stati perché hanno consentito di comprendere quello che fino ad oggi per le nostre partecipate ha potuto essere l'intervento di Friulia, ma soprattutto come poter continuarlo a fare anche nei prossimi anni in maniera altrettanto efficace, cogliendo fra l'altro il bisogno delle aziende di riuscire ad essere, attraverso la conoscenza che anche con la collaborazione con gli enti di ricerca e l'università può consentire loro di continuare ad essere competitive in un contesto che certamente risulta essere sempre più complesso. Quindi certamente è stata un'esperienza che ci ha portato assolutamente dei vantaggi e speriamo di poterla replicare in un prossimo futuro. Grazie a tutti. Io parlo in rappresentanza dell'ISGRE, Istituto di Studi Giuridici Regionali, che ha ospitato la ricerca del dottor Grisostolo. Sono qui e sono in doppia veste in realtà, perché sono nel Consiglio di amministrazione dell'ISGRE da moltissimi anni e sono docente nell'Università di Udine. Ma d'altra parte l'ISGRE nasce 50 anni fa, quest'anno compie 50 anni, nel 1972, non a caso, perché ci sono i primi importanti decreti di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, a tutte le regioni ordinarie. Quindi si apre all'epoca una stagione nuova nel nostro Paese. Si parlava proprio della istituzionalizzazione delle regioni per la riforma dello Stato. Ora noi sappiamo che appunto il processo ha conosciuto stati di avanzamento, di arretramento, degli stop and go continui. Nel corso di tutti questi anni l'ISGRE ha sempre continuato a svolgere la sua funzione di studio, approfondimento, documentazione proprio sul regionalismo italiano, anche in un'ottica evidentemente di diritto comparato con le realtà che ci stanno più vicine. Cito solo e ricordo i fondatori dell'ISGRE nel 72, il professor Paladin, il professor Sergio Bartole, il professor Agnelli, l'onorevole Bressani, l'onorevole Zanfagnini, e l'ISGRE nasce non a caso qui a Udine proprio come un istituto di studi giuridici regionali che funga da trade union tra la realtà friulana e la facoltà di giurisprudenza all'epoca esistente solamente nell'Ateneo triestino. L'ISGRE ha costruito nel corso del tempo una vera e propria rete di collegamento con tutte le scuole del diritto pubblico e giuspubblicisti delle varie università italiane. Pubblica da quasi 50 anni la migliore rivista di diritto regionale, che è la rivista Le Regioni, pubblicata dal Mulino, ed è sempre stato un po' un incubatore anche di giovani ricercatori che neolaureati si sono avvicinati all'ISGRE per collaborare a progetti di ricerca che hanno visto anche come interlocutore privilegiato la regione Friuli Venezia Giulia per molto tempo. Ora il tema affrontato dal dottor Grisostolo è un tema che sta molto a cuore proprio all'Istituto di Studi Giuridici Regionali, perché rappresenta una declinazione dell'autonomia non tanto rivolta all'interno, all'esame di se stessa, ma quanto quella capacità di stabilire autonomamente relazioni di collaborazione innanzitutto con chi sta qui attorno. E le sfide in questo campo sono estremamente impegnative, ma d'altra parte mi pare non eludibili. Quindi un complimento al dottor Grisostolo, l'ISGRE sarà sempre
partner attiva anche grazie a questa coincidenza fisica dell'Università di Udine. Buonasera, io sono Alex Buriani, il direttore scientifico dell'Istituto XE. Parlavamo di benefici, delle ricadute, ripetendomi, innanzitutto c'è stato un beneficio personale. Abbiamo conosciuto in realtà prima di questa esperienza il dottor Giacomini, quando è venuto a Trieste nel 2019 a presentare il suo libro Potere Digitale. Ci siamo piaciuti, non so, c'è stata un'affinità, e quindi quando qualche mese dopo ci ha proposto di collaborare a questa ricerca e ci ha proposto il titolo che ci ha subito affascinati, dall'habeas corpus all'habeas mentem, non abbiamo esitato. Noi siamo un piccolo istituto, anche relativamente giovane in termini aziendali, a meno di 10 anni, l'Istituto XE, però all'interno, nel senso che siamo vari ricercatori che fanno questo lavoro da come minimo 20 anni, quindi rischiamo appunto di perdere un po' di freschezza, di innovazione, e questa collaborazione ci ha costretti a ripensare in maniera più metodica appunto il modo di fare ricerca. In più il tema trattato, in particolare nel periodo in cui l'abbiamo affrontata assieme, l'indagine demoscopica che abbiamo realizzato assieme è stata fatta nel secondo lockdown, mi sembra proprio, quindi eravamo nel pieno, quindi trattare i diritti digitali come il diritto all'accesso, l'alfabetizzazione, il tema della veridicità, delle fake news è stato particolarmente pregnante in quel periodo. I risultati in alcuni casi ce li aspettavamo, in altri casi ci hanno un po' stupiti, e continueranno ad essere, cioè è un ambito che credo debba continuare ad essere esplorato nel futuro, sempre di più. Comunque io passerei, diciamo, una seconda domanda, che insomma se vogliamo non necessariamente rifare il giro, ma insomma chi vuole, perché abbiamo parlato sicuramente degli aspetti positivi, dei vantaggi, delle ricadute. Adesso io, in un'ottica proprio collaborativa, di stimolo anche per noi, sia l'amministrazione regionale, ma non voglio farmi portavoce, ma credo anche l'università, se avete dei suggerimenti per rafforzare, per contribuire a rafforzare questa collaborazione da un lato, e anche, diciamo, per migliorare e rafforzare ulteriormente le ricadute. Mauro Pascolini, professor Pascolini, forse intervenire. Ho seguito come responsabile scientifico il progetto sulla profuganza, e devo dire, collaborando anche con la società operaia di Cividale, volevo sottolineare quanto è importante questo progetto di ricerca nei settori umanistici delle scienze sociali sia anche per le piccole istituzioni, no? Cioè qui ci sono degli istituti che hanno le spalle larghe e una storia lunga. La SOMSI ha una storia di 150 anni di ininterrotta presenza e attività, ma fa parte di quelle associazioni di volontariato molto deboli, che fanno fatica a rinnovarsi, però con un patrimonio che abbiamo scoperto, io come responsabile scientifico, archivistico e documentale veramente eccezionale, poi per un periodo di storia particolare. E quindi credo che sia interessante riuscire a bilanciare poi nell'offerta di questi assegni di ricerca sia istituti e istituzioni, se penso a Turismo FVG, a Friulia, però anche a queste piccole realtà che, proprio avendo l'opportunità di avere un percorso di ricerca di un anno seguito con metodo scientifico, possono giocare un ruolo di valorizzazione e proprio di diffusione di quello che è questo patrimonio in un settore, come ricordava anche il Rettore, in cui molte volte non si vede immediatamente il trasferimento.
Questi assegni di ricerca, io mi occupo, sono responsabile di Cantiere Friuli, mi sono occupato un po' di seguire anche la valutazione della terza missione da parte dell'ANVUR. Cioè, questi assegni mettono in luce quanto la terza missione sia legata fortemente alla ricerca. Oggi abbiamo avuto un esempio con la E maiuscola proprio di che cosa vuol dire in concreto una terza missione che produce gli effetti di conoscenza, di stimolo e di coinvolgimento degli attori della regione e degli attori che si muovono in questo contesto. Ecco, questo credo che sia uno degli aspetti su cui va fatto un ragionamento sia da parte dell'università e in generale degli enti che partecipano, e cercando poi di fare magari un passo successivo, nel senso che magari le istituzioni più importanti possono avere successivamente i fondi anche per pensare a delle pubblicazioni. Io vorrei che magari nel bilancio complessivo che la Regione mette a disposizione per questo progetto ci fosse magari una quota per cominciare a immaginare una collana di pubblicazioni, no? O altri strumenti di diffusione. Quello che abbiamo sentito oggi credo possa essere, debba essere trasmesso in occasioni anche differenziate all'interno della Regione, sia con target ben definiti, ma anche a livello più generale. Gli stimoli sono stati tantissimi. Quindi ecco, mi piacerebbe fare un po' di ragionamenti anche su come valorizzare questo. E l'altro aspetto, e chiudo, è molto interessante, è la diversificazione delle tematiche. O magari qualcuno di noi dice, rifaccio domanda l'anno dopo così finisco la ricerca, ma invece è molto interessante, no, questa diversificazione di aspetti. Magari qui ci potrebbe essere a volte una cabina di regia se c'è un'emergenza o un tema importante in un contesto che magari i dipartimenti che poi sono quelli che producono le domande potrebbero immaginare delle cordate comuni per dare magari più aspetti dello stesso tema. Io non sono Laura Montanari, ho seguito il progetto del dottor Grisostolo, non ho consigli da dare, modifiche, dico una sensazione che ho avuto nella costruzione della domanda, e è stato interessante cercare un tema che rientrasse da un lato nelle competenze del Dipartimento, ma che incontrasse anche un interesse rispetto a quello alla Regione, quindi alle tematiche affrontate dalla Regione. Mi sembra che tutti i progetti lo abbiano manifestato questo approccio, per cui credo che sia uno strumento davvero molto utile per creare questa sinergia, questa collaborazione. Nei convegni e seminari che ha richiamato nella presentazione sono sempre intervenuti, almeno in 2 o 3 sono intervenuti rappresentanti della Regione che quindi condividevano questo interesse. Ci siamo rapportati con l'Osservatorio dei Balcani, con i colleghi di Trento e di Verona, quindi temi che interessano la Regione che diventano poi, forse questo lo aveva per sua natura parlando di questioni transfrontaliere, anche con altri soggetti, con altre regioni, quindi mi risultava interessante la ricerca di temi di interesse sia per il Dipartimento, ma tutte le esperienze che sono emerse anche per le ricadute a favore della Regione e della società civile regionale. Tra l'altro faccio un po' di pubblicità, ma il Dipartimento sta organizzando un altro incontro, in questo caso a maggio, italo-austriaco, proprio sui temi della cooperazione transfrontaliera, quindi è un percorso che è iniziato, che si sviluppa anche con i paesi confinanti. Sì, se posso esprimere un commento rispetto alla sua riflessione, vista dal punto di vista della Regione, ritengo che quello che lei dice sia assolutamente vero, anche perché per noi affrontare i temi delle macrostrategie USAIR e USALP, no, alle volte sono temi, progetti, iniziative che noi come amministrazione regionale affrontiamo, ma che poi è difficile trasmettere alla società civile, quindi
Quindi io trovo che sia molto positivo portare avanti iniziative come queste, iniziative seminariali fatte in collaborazione tra più istituzioni e con la presenza della Regione in un'ottica proprio di divulgazione e di disseminazione, di diffusione verso la cittadinanza, verso la società, su temi che insomma non sono facili, sono ostici e non sempre sono compresi. Innanzitutto io credo che al di là della diversità, che è evidente e fa piacere, perché vuol dire che cioè, sia nell'università che nei temi che hanno necessità di essere toccati, credo che sia importante mettere a confronto la diversità, cioè iniziative come queste in cui poi si fa si restituisce, come si dice, quello che è stato fatto e non viene fatto regolarmente come abitudine. Quindi è chiaro che oggi ci siamo confrontati praticamente in 2 ore con temi come l'identità, tutta la dimensione transfrontaliera, l'interdisciplinarietà, le autonomie locali, i diritti della rete, i doveri, forse bisognerebbe ogni tanto usare anche quello, i cambiamenti climatici, cioè questo denota da una parte non tanto una tentativo di in maniera generalizzata o che può essere superficiale e enciclopedico affrontare grandi temi, ma è esattamente quello che dovrebbe fare per esempio un'università territoriale come la nostra, che parte da delle competenze, dei problemi territoriali per poi proiettarsi in un livello globale, ma partendo o attingendo a caratteristiche peculiari del nostro territorio. Cioè, noi per esempio recentemente siamo stati contattati da una serie di università, una decina di università, per provare a mettere insieme una cordata di università che hanno un ambito transfrontaliero, Gorizia nel nostro caso per esempio, e coprendo 5 situazioni transfrontaliere in Europa, in un ambito che si chiama European University. E quindi sostanzialmente è una situazione in cui tutto quello che abbiamo discusso oggi ci entra automaticamente, perché è assolutamente necessario che sia affrontato con una visione non puntuale e non chiusa in un recinto molto ristretto. Quindi secondo me questo è il momento, è il giusto sistema, cioè di mettersi poi a confronto. E la Regione ha sempre, anche sostenuto, creduto, ci invita sempre, ne abbiamo discusso varie volte con la dottoressa Segatti, che anche con assessori precedenti, di tentare di spingere all'interazione fra l'università, le imprese, gli enti, eccetera, costringendo con una piccola dote, che possono essere gli assegni, i voucher nelle aziende e quant'altro, perché questo crea quella contaminazione fruttuosa che poi fa sviluppare l'interesse a una collaborazione reciproca, fra l'altro mettendo le persone, come si diceva qua, ha detto benissimo qualcuno di voi, quindi valorizziamo il capitale umano. E poi valorizziamo quello che fa il capitale umano. Diceva giustamente il professor Pascolini, pubblichiamo, rendiamo evidente, rendiamo tattile, in modo che si possa toccare. È il sito, è l'iniziativa legislativa del comune, è la pubblicazione, la collana. Noi ci proviamo con i quaderni di Cantiere Friuli, e non solo perché dobbiamo fare la terza missione, ma perché riteniamo che sia fondamentale, che questa valorizza anche l'attività di ricerca che noi facciamo. La terza missione è valorizzazione dell'attività di ricerca e che confina evidentemente con l'attività formativa. Io volevo ricordare anche che ci stiamo molto impegnando abbiamo individuato dei temi interdisciplinari all'interno dell'università, che dovranno essere il core e il punto fondante del nostro nuovo piano strategico, e ogni dipartimento ha una sua declinazione, che evidentemente non è solo e esclusiva di quel dipartimento, ma deve abbracciare anche competenze degli altri dipartimenti, perché sono temi che non possono essere toccati in maniera diversa che interdisciplinare. E questo fa piacere trovarli sia qui, in problemi locali, sia nelle tematiche del piano nazionale
di resilienza e ricerca e Rinascita. È chiaro che evidentemente però questo richiedono anche uno sforzo di interazione. Tante volte si parla di interdisciplinarità, ma il più delle volte si pratica quella che è la multidisciplinarità. Ognuno mette il suo pezzettino, è come costruire la casa con Lego, che è stata la salvezza di molti genitori, me compreso. Però, voglio dire, invece la interdisciplinarietà significa che io devo entrare un pochettino più in relazione, maggiormente in relazione con quelle che sono le competenze degli altri, e questo ci porterà anche a creare delle competenze nuove. Ecco perché secondo me anche queste, diciamo, apparentemente piccole, non sminuiamole, occasioni sono in realtà molto importanti. Ripeto, abbiamo sentito parlare oggi di temi enormi: cambiamento climatico, l'acqua o le piccole e medie imprese che chiedono l'intervento, o le piccole comunità, le piccole associazioni volontarie che chiedono di un intervento. Ecco, da questo punto di vista io credo che abbiamo intrapreso con queste attività, che prima erano esclusivamente puntuali, ed è giusto che si inseriscano in un ambito di ricerca, un problema corrente, se no non hanno valore, a affrontare anche temi un pochino più complessi. E io da questo punto di vista penso che sia positivo. È chiaro che quanto più complesso è, tanto più difficile diventa, però come diceva il mio maestro, una cosa alla volta, e proviamo a fare tutto. E anche un'altra cosa serve ricordare, che anche Dio, che poteva schioccare le dita e fatto tutto, ci ha messo 7 giorni, l'ultimo si è anche riposato. Quindi ci abbiamo da lavorare, complimenti e grazie a tutti, naturalmente in attesa. È ovvio, certo. Se posso anch'io dire, insomma, 2 parole, innanzitutto di ringraziamento, come ho detto prima, ai ricercatori e al magnifico rettore, anche per come per come viene organizzata questa misura, perché sa, diciamo, essere efficace. E volevo ringraziare anche gli enti che insomma sono intervenuti, e se posso dire, vorrei portare a casa, insomma, alcune parole chiave che io ho colto, insomma, dagli interventi. Dall'architetto Gaiotto, insomma, mi è piaciuto molto l'espressione che ha usato, che si è creato questo linguaggio comune, no, tra chi fa ricerca e chi fa impresa. Quindi questa cosa, secondo me, che è una cosa difficilissima, sentirla raccontare da chi fa impresa è sicuramente una cosa molto positiva. E anche mi è piaciuto questo aspetto, insomma, di come diciamo, il ricercatore abbia fatto capire l'importanza della formazione, perché la formazione aiuta ad ampliare, ad aumentare la visione. Della dottoressa Candusso, sì, ho colto insomma, questo aspetto di come da questa collaborazione, che nasce da una collaborazione di ricerca, possano con il ricercatore nascere altre forme, insomma, di collaborazione, che possono essere, diciamo, ricadute occupazionali, ma comunque delle attività che quindi vanno al di là, insomma, di questo innesto che è nato dall'attività di ricerca. Da Ramani ho colto questo aspetto, mi è piaciuto molto quando ha detto la migliore comprensione dei fenomeni. Quindi, cioè, noi ci lavoriamo, siamo, insomma, dedicati, e non sempre riusciamo ad avere questo pensiero anche laterale, questa comprensione dei bisogni, che un ricercatore fresco che entra, diciamo, ci può aiutare. E questo concetto della freschezza mi è piaciuto moltissimo, è stato usato da Buriani, cioè come ci aiuta l'ingresso di un ricercatore, ci aiuta noi ricercatori che stiamo lavorando da 20 anni, apporta questa ventata, questa freschezza su come diciamo, svolgiamo l'attività di ricerca. Poi sia ho colto dal professor Cohen, dalla professoressa Montanari, anche dal professor Vicario, questa capacità che attraverso, diciamo, l'attività di ricerca si possa, questo miglioramento, questa facilità di interlocuzione tra territorio, società, università e regione.
che è altrettanto, diciamo, un'interlocuzione difficile. E infine ringrazio il professor Pascolini per gli spunti. È vero, secondo me questo può essere uno strumento che può aiutare anche le piccole istituzioni che sono ricche, che hanno dei patrimoni grandi ma che da sole non ce la possono fare, e quindi con l'università può, attraverso i ricercatori, può aiutarle a far emergere questa ricchezza. E poi credo che uno stimolo all'università per il 2022 è quella della diversificazione delle tematiche, l'individuazione anche di temi chiave, temi d'attualità, insomma, che questa attualità, insomma, ci impone e che sono comuni. E sulle pubblicazioni, sulla collana, insomma, ci pensiamo. Questo secondo me può essere, cioè può aprirsi proprio una collana di studi grazie, insomma, alla legge 34. Quindi, insomma, grazie Rettore che mi ha lasciato concludere, ma veramente ci tenevo a restituire gli stimoli che voi diciamo mi avete dato e che con piacere riporterò anche all'assessore. Quindi grazie e buona serata. Bene, grazie a tutti.